Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maestro veneziano. Oggi parleremo della pazienza, la pazienza che fa parte anche di quel gruppo di qualità che deve avere il saggio, l'uomo forte, la virtù, la pazienza è la virtù dei forti, e tante bellissime cose, no? Se vuoi aspettare il tuo nemico ti devi mettere sul ponte per pazienza e quelle cosine lì. Però la pazienza serve anche nel mondo sentimentale, ma soprattutto nel mondo della magia. E qui il vostro Marietto, prima di iniziare questa filippica, questo pippone un pochettino esoterico, vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegarda, che è il vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Face, in cui uno i casi sacerdotali più di 660 iscritti ed è gratuito, e poi nel secondo che è quello che è nato dopo ma ha più iscritti, che è radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Abbiamo 1660 iscritti ed è gratuito e aperto un po' a tutti, basta che abbiano più o meno le nostre idee. In più sappiate ormai che abbiamo dei gruppi Telegram, i link sono sotto qui in descrizione, ma in più vi dico che abbiamo anche il sito Il Capitano con più di 20 ebook gratuiti da scaricare, e il Marietto ha già donato dal 2015 e più di 150.000 persone che hanno scaricato i propri ebook con circuiti radionici, quadranti e radiostesici, e più o meno il Marietto ha dato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici e quadranti e radiostesici. E il The Garden nello stesso sito ha anche una sezione di magia, cabala e tutto gratuito chiaramente. In più abbiamo una sezione shop dove potete acquistare prodotti di alta qualità, tipo questo ciondolo magico, radionico, che costa 150 euro più 10 euro di spedizione, fatto da Illegale Moneta Veneziano. E poi altri prodotti di altissima qualità. Bene, iniziamo un po' questa filippica e anche pippone, perché mi piace questa frase un po' che ho preso da un bravo youtuber che amplifica, no? Fa capire il fatto che la pazienza deve essere molto, cioè non deve essere molto, la pazienza è già una qualità che dovrebbero avere tutti, ma nel mondo esoterico la pazienza è vitale, per il semplice fatto che l'uomo vorrebbe avere tutto perché pensa di vivere poco, ma generalmente una persona, i suoi 90 anni, se vive in un modo esoterico corretto, se vive in un modo tranquillo, con le varie qualità che il mondo esoterico può dare, se attiva tutti i meccanismi di difesa, chiaramente può ambire, e quindi diciamo che l'uomo più o meno dopo 45 anni inizia ad andare in catabolismo, e poi dopo, se prende le vitamine, gli integratori, melatonina, fino a 80-85 anni, il potenziale energetico mentale e il potenziale dello scheletro muscolare sono ancora, diciamo, vivi, no? Poi è chiaro che gli ultimi 5-10 anni, insomma, il catabolismo prende sopravvento. E quindi la pazienza bisogna cominciarla a conoscere, apprezzarla, a capire che esiste, no? Non è perché a 20 anni uno non è riuscito a diventare un premio Nobel che a 50-60 anni non sarà magari un leader o una guida o avrà raggiunto i propri scopi. E capita spesso di sentire persone che magari a 20 anni si erano innamorati di una persona, poi perché la vita è strana, no? Magari si rincontrano dopo 20 anni, ne hanno 40, ognuno ha la propria famiglia, ma però quell'amore che c'era a 20 anni è rimasto e magari si è rinforzato. Chiaramente tutti e due magari hanno avuto la propria famiglia, ma l'amore, no? L'amore non muore mai, dicono, no? È come il domani che non muore mai, e l'amore è lì ancora che aspetta. E quindi cosa fare? Prima di tutto la pazienza, ha lavorato per fare in modo che queste persone si rincontrassero, no? E lì, a quel punto lì bisogna o apprendere il sentimento e attivarlo, insomma, sapete cosa intendo dire, no? Come si dice, nel Sibille è la stanza, questa pazienza fisica, no? Beh, comunque quello che voglio dire io è questo, che bisogna avere pazienza, bisogna sempre, in un certo senso, capire che quello che viene fatto nel mondo esoterico, anche nella ritualistica, alla fine porterà i suoi frutti. Purtroppo noi viviamo nell'era
degli orologi al quarzo, dei Rolex, insomma, sembra che i secondi siano millenni. Nella realtà, fino a 60 anni fa, il tempo era scandito per il 90% della popolazione dall'agricoltura delle stagioni, quindi la cosa era molto, molto più. Quindi tutti quei clienti, committenti o gente di passaggio che guarda questo video deve capire che una qualità dell'esoterista, del mago, ma anche del committente deve essere la pazienza. Generalmente quando si attivano dei riti propiziatori, il marietto dice sempre 9 lunazioni. Minimo di 9 lunazioni la cosa è un po' claudicante. Dopo 9 mesi, chiaramente, il germoglio del seme dovrebbe incominciare a mettere le sue piccole fogliettine. No? Quindi a tutte quelle persone che non hanno pazienza, l'esoterismo non può dare una grande mano, per il semplice fatto che mh, è come cercare di far nascere un bambino in 2 mesi, in 3 mesi. È chiaro che si può anche tentare, però chiaramente i frutti saranno un pochettino con qualche pecca, no? E quindi il vostro progetto cosa vi consiglia? Vi consiglia che quando ci si rivolge a un esoterista come il De Gade, il Maretto Veneziano, ma anche a concorrenza che va benissimo, ci vuole un pochettino di concorrenza, bisogna sempre partire dal presupposto che tutte quelle cose da New Age, 28 giorni ti faccio camminare sull'acqua, risuscito morto dopo 3 giorni, arriva Gesù, la Madonna, insomma, tutte quelle cose lì un po' da fantascienza New Age, lasciano il tempo che trovano. Le piramidi infatti hanno avuto una pazienza immensa perché sono lì da 30.000 anni. Quindi l'esoterista cosa deve avere? Pazienza, deve avere la capacità di capire che le cose quando vengono lanciate avverranno, ma ci vogliono i tempi eterici, i tempi astrali, i tempi magici. Se voi pensate di fare una torta in pochi minuti, la cosa non funziona. Bene, cari amici, grazie per avermi seguito. Se volete un consulto, il numero qui sopra oppure sotto trovate anche il link di Ildegare. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.